Ciao, io sono Angela Balzano, ho 19 anni, vengo da Carbonia, in questo momento mi trovo all'Accademia Casa Puddu, un'accademia di cucina in cui ho iniziato il mio percorso per proseguire con le mie passioni, quella della cucina, in cui vorrei lavorare e diventare magari un giorno una grande chef e una proprietaria di ristoranti. Già quando ero molto piccola ho capito la mia passione, infatti ho intrapreso il percorso di scuola alberghiera, poi grazie a un concorso regionale, un progetto regionale Taste to Taste, sono arrivata qua all'Accademia Casa Puddu. Il progetto Taste to Taste consisteva in uno scambio con dei ragazzi americani. Siamo stati prima noi a New York una decina di giorni e qui abbiamo frequentato un istituto culinario. È stato bellissimo poter portare anche i prodotti sardi della Sardegna, i prodotti italiani in generale lì in America e far vedere come noi li utilizziamo. È stato anche bello quando i ragazzi poi newyorkesi a loro volta sono venuti qua, hanno potuto vedere la nostra cultura proprio da vicino e noi ci siamo potuti avvicinare alla loro. Penso che noi abbiamo potuto trasmettere ai ragazzi americani l'importanza di utilizzare il prodotto a chilometro zero, il prodotto sano e il prodotto coltivato e dare importanza ai piccoli produttori. Loro invece ci hanno insegnato, penso, la loro versatilità, in quanto lì ci siano tanti tipi di cucina, ci sia proprio un mix, quindi ci hanno insegnato appunto che si può variare tanto. Qua in accademia siamo appunto 15 ragazzi, oltre a svolgere le attività in cucina insieme, passiamo insieme tutta la giornata perché viviamo qua all'interno dell'accademia. È importante, penso, per noi essere un gruppo molto coeso, molto unito, perché si fa un lavoro che a volte può essere stressante, bisogna riuscire a comunicare tra di noi e non rendere troppo pesante appunto le giornate. Bisogna stare concentrati sicuramente, ma anche prenderla un po' a volte con un po' di leggerezza. Per quanto riguarda il mondo della cucina e le donne in cucina, penso che negli ultimi anni ci sia stata una grande apertura rispetto a prima, appunto nella donna che lavora in cucina, anche se penso che noi donne dobbiamo faticare un attimo in più per farci notare inizialmente, perché sempre si tende magari a guardare più un maschio, però negli ultimi anni c'è stata una buona apertura. Vorrei poter collaborare con dei grandi chef che mi possano trasmettere quello che loro sanno, io poter apprendere da loro. Ho anche l'idea di viaggiare, conoscere culture culinarie diverse e anche come comunque esperienza trasversale è una cosa che mi interesserebbe fare. Quindi vorrei girare il mondo passando per i migliori ristoranti se avrò questa fortuna e poi una volta tornata in Sardegna vorrei appunto aprire magari un ristorante nel Sulcis, ossia la mia zona, e poter valorizzare il mio territorio, ecco. Secondo me uno chef deve avere la qualità di saper comunicare, saper ascoltare anche i bisogni degli altri e avere sicuramente molto polso per non lasciare che si crei anarchia, quindi anche essere un po' decisi. Un consiglio che posso dare ai giovani che vogliono intraprendere questo mestiere è di studiare tanto, di faticare tanto, mettersi a disposizione quasi completamente per questo mestiere, cercare di fare tante esperienze in Italia, fuori dall'Italia, apprendere il più possibile. Ci sono tante ore di lavoro dietro, bisogna studiare tanto, prendere tantissime conoscenze. Quindi in conclusione posso dire che quando facciamo le cose con amore anche le salite sono un po' discese perché appunto c'è la passione che ci spinge a farle. Quindi ciao a tutti e buon lavoro!